Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus. Oggi un focus incentrato sulla città di Catania ed in particolare su una città che in questo momento è divisa tra cenere, il problema della cenere che comunque è in graduale risoluzione, e quella che deve essere l'importanza di differenziare. Di questo parleremo con il neo assessore comunale eletto da pochissimo, subentrato all'assessore Tomarchio, l'assessore igiene, ambiente verde pubblico del Comune di Catania, Massimo Pesce. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora, dico a Massimo Pesce, peraltro ovviamente non nuovo alle cariche istituzionali nell'ambito della città ma anche della ex provincia, che certamente ha ereditato un assessorato molto importante, tra i più importanti certamente, tra quelli maggiormente impegnativi per una persona, e certamente l'affronta con uno spirito, insomma, la sua presentazione, diciamo così, alla città. Sicuramente, intanto ringrazio il sindaco per avermi appunto onorato di questa carica. È ovviamente un impegno sfidante su questo tema, cioè rifiuti, ecologia in generale, parchi, verde urbano. Si gioca ovviamente la faccia all'amministrazione. Il sindaco ogni giorno, quotidianamente, è impegnato su questo fronte. Da questo momento, da qualche giorno, ci sono io ovviamente al suo fianco. Io credo che per tutti noi immaginare una città più pulita, con più verde, ovviamente è una cosa a cui si aspira, e quindi questa sfida io l'ho voluta cogliere. Ho avuto già in precedenti esperienze amministrative anche all'interno dell'amministrazione comunale, e quindi spero che, io sono catanese da sempre e amo questa città, quindi spero di poter dare un grande contributo per migliorare la vivibilità a tutta la nostra comunità in questa bellissima città. Allora, c'è tanto da fare, l'assessore ha tanta voglia di fare, e dunque cominciamo con la prima parte di questa nostra trasmissione dedicata al tema della cenere, che ormai, devo dire, trasciniamo anche nei nostri telegiornali da qualche settimana. La raccolta è stata complicata, continua ad essere complicata, ma l'elemento principe di questa difficoltà è nato proprio dalla quantità enorme di cenere che si è depositata sulle vie, sulle strade, sui marciapiedi della città di Catania. Prima difficoltà, forse avete fatto un cronoprogramma che non siete poi riusciti subito a rispettare proprio per questo, perché era troppa? Intanto dobbiamo subito dire in premessa che quello che è avvenuto il 4 e 5 luglio, cioè 10 ore continue di pioggia di cenere, è certamente una calamità che abbiamo dovuto affrontare. E rispetto alle stime, a tutte le stime, anche quelle fatte in eccesso, il quantitativo di terra poi raccolta e di cenere raccolta è decisamente superiore. A questo dobbiamo aggiungere che, a causa della dispersione, a causa dei venti verso Catania Est, verso Piazza Europa piuttosto che Picanello, abbiamo riscontrato che su quelle zone vi era il doppio di cenere rispetto alle zone, immaginiamo per esempio zona Villa Bellini piuttosto che Borgo, e quindi questo ovviamente ha comportato dei disagi in alcune zone della città, magari ne parliamo subito dopo. Resta fermo che noi dobbiamo sempre dirlo per precisare quali sono i territori dove ci muoviamo. Noi in questa città abbiamo 700 km di strade, 2420 strade, e nonostante le difficoltà, al 29 luglio, ho il dato puntuale al 29 luglio, quindi di conferimento in discarica, abbiamo raccolto 2450 tonnellate di cenere. Ecco, questo è un dato impressionante, e siamo, secondo le stime, a circa il 70-75%. Allora, noi abbiamo parlato di un piano straordinario. Nel frattempo, durante la sua risposta, scorrevano delle immagini, no? Che mostravano una città di Catania ancora, come abbiamo detto spesso, a macchia di leopardo, perché ci sono delle strade che sono state ripulite in una maniera un po' più capillare, e altre invece che non sono ancora state toccate dalla pulizia meccanizzata. Anche la pulizia meccanizzata, a detta dei cittadini, ha lasciato un po' scontenti, perché molti ci hanno detto questi macchinari
macchinari è vero che sono passati, è vero, noi abbiamo constatato per esempio ieri la piazza Bovio appariva pulita perché era passato il macchinario, non erano però puliti la piazzetta, la fontana, le zone dove si prevede uno spazzamento manuale. Però questi macchinari, ecco, sembrano essere risultati deficitari in qualcosa. Qualcuno in modo molto semplice ci diceva: prendono da una parte e buttano dall'altra, perché si crea un volume di polveri nell'aria talmente elevato che tanta cenere ricade per terra. Ecco, questo è un piccolo limite. Forse il piccolo limite c'è, resta fermo che comunque 2450 tonnellate sono state conferite in discarica, quindi non si sono disperse ma sono in discarica, quindi le abbiamo tolte dai marciapiedi, dalle case per chi ha depositato i sacchetti davanti alle proprie abitazioni e dalle strade. È chiaro che non è ancora un'operazione a regola d'arte, sulle zone dove c'è qualche criticità ritorneremo per un cosiddetto ripasso. Sì. Ed è vero che i macchinari che sono stati utilizzati sono quelli che solitamente vengono utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Su questo tema infatti il sindaco ha già proposto e lo proporrà probabilmente all'area metropolitana, diciamo a tutti i sindaci quindi dell'area metropolitana, perché ovviamente questa è una calamità che ci sarà anche nel prosieguo degli anni ed è forse meglio perché significa che l'Etna riesce a sfogare, però bisogna far fronte immediatamente. Quindi sì, pensa il nostro sindaco, che è anche sindaco metropolitano, pensa alla possibilità di acquistare dei macchinari appositi che possono essere utilizzati nel momento in cui avviene appunto questa pioggia di cenere a Catania piuttosto che in un altro comune secondo le necessità. Questo potrebbe essere una soluzione diciamo, non dico definitiva, ma certamente una soluzione per poter fronteggiare meglio un evento simile se dovesse accadere nei prossimi anni. Ecco, questo è praticamente una prospettiva, no? Quella che lei appunto ha appena enunciato. Il sindaco lo ha dichiarato anche a noi, insomma, che questa non sia vissuta come un'emergenza ma che sia vissuta come qualcosa che può capitare periodicamente. Sì. In una città che vive praticamente alle pendici di un vulcano estremamente attivo, ma anche, giustissimo, tutta l'area metropolitana, perché noi parliamo di Catania. Io non voglio toccare, diciamo, i nervi scoperti di amministrazioni dei paesi appunto pedemontani, ma ci sono molti comuni, molti piccoli comuni etnei nei quali insomma non si può assolutamente ancora camminare, perché ci sono montagne di cenere nei bordi, nei marciapiedi, quindi la situazione è veramente complicata, molto più difficile a Catania. Però fare tesoro di tutto questo nell'ottica di un piano non straordinario ma ordinario credo che sia d'obbligo, a cominciare appunto da questa questione delle macchine, cioè si può pensare nell'ottica di una diciamo rimodulazione di questi macchinari che utilizzano le società di raccolta? Sì, infatti il sindaco ha lanciato questa proposta, ora vediamo nei prossimi mesi se questa proposta potrà diventare realtà o viceversa, se dovessimo pensarci noi solo per la nostra città, dovremmo appunto verificare quelle che sono le condizioni di appalto. Perché ci sono 3 società che gestiscono il nostro territorio perché sono vincitori di una gara, e quindi capire come prepararsi a fronteggiare un prossimo evento, magari l'anno prossimo per esempio, piuttosto che fra 2 anni. Ecco, però le voglio fare un'altra domanda, entro anche un po' nel merito dei conti del comune. Queste ditte che hanno appaltato ovviamente per 7 anni, giusto, la raccolta nel nostro comune, avevano tra diciamo, le loro voci di ordinarietà la raccolta della cenere, o questa diventa un surplus per il comune di Catania? Avevano la raccolta, ovviamente tra gli obblighi anche la raccolta della cenere. Il problema è che in questa occasione ovviamente è stata una calamità, perché non è una caduta normale di cenere, lo dicono anche i vulcanologi, non lo diciamo noi, un quantitativo impressionante, forse non era mai accaduto che in una sola giornata potesse arrivare tutta questa cenere. Ecco perché c'è stato un intervento particolare appunto del sindaco per il piano straordinario, e siccome la città, come ha detto lei, è divisa in tre lotti, e che purtroppo il lotto
con più cenere è quello centro, dove ricade Picanello, per le ragioni che ho detto poco fa, cioè per i venti. Quindi c'è stata una sorta di solidarietà tra le aziende. Col piano straordinario siamo riusciti a convogliare più mezzi, più uomini nelle zone dove c'era più necessità, proprio per dare risposta. Quindi diciamo c'è stato un reciproco scambio di forze, assolutamente, no? E di darsi un po' la mano. C'è però un altro problema, perché noi l'abbiamo toccato con mano, l'abbiamo documentato, quello dei sacchetti davanti casa. Ora è verissimo che ci sono delle zone della città dove non c'è un solo sacchetto di cenere vulcanica, però purtroppo ce ne sono tanti, e queste sono immagini girate ieri, è peccato che lei si gira adesso, però immagini girate ieri, ci sono delle montagne di sacchetti di cenere. In alcuni casi, ecco che le nostre immagini scorrono, quindi sono passate quelle delle... eccole qua, guardi. In alcuni casi purtroppo si mischiano anche con i sacchetti che si trovano per terra diciamo dei rifiuti, anche se era stato indicato che si dovessero separare. Ora, comprende bene che questa è una situazione che a distanza di settimane è piuttosto antipatica da vedere. Sì, allora, è ovvio che da qualche zona della città si doveva partire. Io ovviamente mi scuso con i disagi che sono avvenuti in alcune zone della città. Mi riferisco in modo particolare a quella notte in cui effettivamente i cittadini avevano osservato le regole, avevano lasciato la strada libera, e purtroppo per motivi tecnici, perché per il quantitativo enorme di cenere i cassoni erano pieni e quindi non hanno potuto proseguire la raccolta, purtroppo non sono riusciti a completare il lavoro. Però sono già ritornati, hanno già fatto il lavoro, non è completo perché era appunto per il quantitativo e perché è per la morfologia, diciamo, del territorio, quindi ritorneranno per un ripasso. Rispetto ai sacchetti, come lei ha detto, molta parte della città è già stata soddisfatta. Ci sono alcune zone dove vi sono ancora sacchetti da ritirare. Noi confidiamo che entro la prossima settimana di completare totalmente il servizio sia di spazzamento terra, cioè del spazzamento terra sulle strade, che la raccolta dei sacchetti. È considerato che, io dico, l'evento è avvenuto il 4-5 luglio, il piano straordinario è entrato diciamo, in vigore, in essere all'incirca a metà luglio. Dico, sono 2 settimane, 2-3 settimane che purtroppo sono necessarie visto il quantitativo di cenere. Senta, per quanto riguarda dunque questo completamento diciamo delle opere di spazzatura meccanizzata, di spazzamento meccanizzato, c'è una data che è stata procrastinata perché doveva finire la fine di luglio, fino al 3 agosto sì. Continuerà. Si può prevedere che possa andare anche oltre, qualora doveste riscontrare ancora delle problematiche? No, o ci fermiamo lì? Ci fermiamo lì e poi si prosegue ovviamente per la raccolta, ovviamente tutte le ditte nei propri lotti di competenza, appunto per le rifiniture, gli spazi dove le macchine non sono state rimosse, fontane, marciapiedi, cioè ripulire totalmente a regola d'arte la città, ma il piano straordinario si conclude il 3 agosto. Senta, questo momento, no, della vita della città da questo punto di vista sta togliendo delle risorse, diciamo, per quanto concerne gli operatori, ovviamente delle ditte che sono incaricate, toglie risorse al piano regolare di raccolta dei rifiuti? No, è proprio questo il tema. Invece i rifiuti sono stati raccolti allo stesso modo, infatti si parla meno di rifiuti, anzi quasi non si parla più dei rifiuti. Abbiamo avuto un momentaccio con la discarica di Lentini, lì siamo stati un po' in affanno. Non si parla di rifiuti nonostante si raccolga la cenere ogni giorno, ogni notte, e quindi sul piano hanno fatto sia l'uno che l'altro. A tutto questo io vorrei aggiungere anche una cosa, che la raccolta di cenere noi siamo obbligati a farla di notte per ovvie ragioni, e questo ci limita nelle ore. Diciamo, non possiamo fare un intervento di 24 ore consecutive, ma dobbiamo restringerlo a determinate ore della notte,
e quindi questo è anche un limite per chi deve raccogliere. Allora, le avevo detto che sarebbero arrivate delle domande, in Sì. realtà sono sommersa, un po' come la cenere, sono sommersa. Mi rendo conto. Allora, prima di chiudere la prima parte, perché poi andremo a occuparci anche di ciò che sarà nel suo obiettivo da assessore di questa città, le faccio qualche domanda Certo. da parte dei nostri ascoltatori. Chiedo all'assessore come si stanno organizzando per togliere la cenere a San Giovanni Galermo. Sì. Le strade del quartiere sono pienissime ed è quasi impossibile camminare. Resto in attesa di una cortese risposta. Certamente, ha ragione la signora, è la signora, Non so. è la signora, non so, ha ragione, e dicevo appunto che questo tipo di attività è stata completata per circa il 75-80%, da oggi ai prossimi giorni l'attività prosegue nella zona di Picanello e va verso nord, proprio verso San Giovanni Galermo, quindi ritengo che entro la prossima settimana, come ho detto già anticipatamente, questo lavoro di spazzamento sarà totalmente completato. Allora, qui c'è il tema delle auto multate. Sì. Chiede questo signore o signora, perché non si firma: non ritengo corretto irrogare multe da parte del comune sulle auto parcheggiate regolarmente nelle strisce blu nelle ore serali, quando la sosta non è a pagamento, e multare perché doveva essere effettuata la pulizia. Evidenzio che il divieto di sosta non era visibile. Chiedo cortesemente un vostro parere. Mi riferisco alla pulizia della strada dalla cenere. Insomma, questa cosa della multa ha generato un altro moto di ribellione. Certo. Ovviamente questo tipo di attività, che è stata straordinaria, ha coinvolto non solo l'assessorato all'ecologia, ma ha coinvolto la MTS, la polizia locale e altre direzioni. Quindi è evidente che per rimuovere le auto è stato apposto il cartello che vietava la sosta da un'ora ad un'altra ora in un determinato giorno. Se poi il nostro, diciamo, telespettatore dimostra che il cartello non era visibile o quant'altro, può ricorrere, ma diciamo le regole sono quelle, e nonostante questo diciamo che c'è stata molta benevolenza. Spesso gli operatori hanno lavorato con le macchine parcheggiate quando potevano, il problema è quando non potevano. Andiamo all'ultima e poi Sì. cambiamo argomento. Vorrei dare appuntamento al neoassessore Pesce in piazza Ariosto e dintorni, dove si è spazzato 4 volte, quindi insomma dei lavori sono stati fatti. Sì. 4 volte, senza risultato. Per di più, adesso che raccolgono anche i sacchi di cenere, gli operatori, oltre che raccoglierli, spargono la cenere sui marciapiedi. Ora, questo insomma purtroppo è un effetto, come dire, che forse noi tutti cittadini o cittadine che abbiamo anche un semplice balcone di casa viviamo, perché puliamo la prima, la seconda, certo, la terza, la quarta, ci ritroviamo la cenere che cade da su, dai tetti, dal balcone di sopra. Quindi dico, sulle strade purtroppo credo, certo, anche in piazza Ariosto ci sarà questo effetto. Guardi, io questo telespettatore dice in piazza Ariosto, io appena finisce la trasmissione vado, però mi fa piacere che lo stesso telespettatore dica che per 4 volte sono intervenuti, quindi ha dato dimostrazione che le aziende e quindi l'assessorato, diciamo, il nostro settore è intervenuto prontamente per ripulire quando si sporcava. Siamo pronti a voltare pagina, sempre parlando in questo caso del suo assessorato. Parleremo di rifiuti a tra poco, dopo una pausa pubblicitaria. Seconda parte di Sicilia 24 Focus, oggi dedicata a tutta la città di Catania. Abbiamo parlato con l'assessore Pesce della situazione della cenere in città. Noi faremo le nostre verifiche, lei lo sa, perché certo, noi andiamo in giro per la città con i nostri servizi, e quindi, visto che ci ha detto che alla fine della prossima settimana il piano dovrebbe essere completato, noi constateremo e ovviamente relazioneremo al nostro pubblico. Detto ciò, domani c'è un appuntamento sì, che seguiremo certamente con le nostre telecamere. Si apre una terza isola ecologica per la città di Catania e si apre un mondo laddove forse l'idea dell'isola ecologica in una città sta entrando pian piano, no? nella testa, nelle abitudini della gente. Probabilmente entrerà sempre di più quando queste isole saranno tante e saranno assolutamente funzionanti. Cosa accade domani? Beh, ha detto bene, noi puntiamo molto sull'isola ecologica e su altri interventi strutturali che da qui al prossimo anno
possano consentire all'amministrazione di dare una risposta ai cittadini, perché è ovvio che se si fa più differenziata, se tutti rispettano le regole, va da sé che la tassa sui rifiuti diminuisca e non aumenti più. E quindi quella delle isole ecologiche è un punto cardine dell'attività da qui ai prossimi mesi. Noi attualmente abbiamo 2 isole ecologiche, una nella zona di Picanello, l'altra nella zona nord di Viale Tirreno. Apriremo domani quella a Librino e a breve, credo a settembre, ne apriremo altre 3. Una nella zona di Rapisardi, una su Borgo Sanzio e una invece a San Giuseppe l'Arena. Avendo 6 isole ecologiche avremo in parte coperto tutto il territorio. Lei mi ha portato qualche scatto che è un po' un'anticipazione di quello che sarà l'isola ecologica che domani verrà aperta. Ecco, penso che sia questa una delle foto. È un render naturalmente, quindi è ciò che sarà, ma è esemplificativo di quello che sarà quest'isola domani. Esattamente, e noi confidiamo molto perché attualmente per chi conferisce all'isola ecologica ovviamente ha un premio, un sistema premiante che si ribalta sulle tari. Questo premio, cioè, Assessore? Più si conferisce, meno tari si paga, perché appunto questa è la logica. È vero anche che attualmente questo sistema premiante è minimo, e noi invece puntiamo ad aumentare questo sistema premiante. Lo faremo nel momento in cui avremo tutte le 6 isole ecologiche e quindi avremo servito praticamente tutto il territorio catanese. Quindi l'invito è quello appunto a frequentare di più le isole ecologiche. Allora, la mia isola ecologica è quella di competenza territoriale. Io, cittadina catanese, posso andare a portare la plastica, i metalli, il vetro, la carta in qualsiasi isola ecologica della città? In qualsiasi isola ecologica della città. Questo lo prevede la nostra ordinanza. Basta che io sia ovviamente un censito tari con la carta d'identità. Mi serve solo la carta d'identità, non mi serve altro. Non serve altro. Mi presento, salve, devo buttare questo quantitativo di plastica. Buttarlo nell'isola ecologica quindi è un plus rispetto al conferirlo nella propria abitazione, sotto la propria abitazione? Soprattutto per il cittadino, perché ha un premio. Perché se Ma lo è un premio che viene, conteggiato a proprio nome nel tempo? Certamente, no, nella Tari successiva. Nella Tari successiva. Quindi su questo noi punteremo molto, anche con una comunicazione ad hoc e con un sistema premiante che sia, piuttosto soddisfacente per il nostro cittadino. Ecco, ci sono state un po' anche su questo tema delle isole ecologiche, Assessore, alcune lamentele, no? Soprattutto facendo un piccolo passo indietro, chi portava la cenere diceva sono ritornato perché non l'hanno presa, il contenitore era pieno, siamo tornati indietro 2 volte, 3 volte. Ecco, ci sono stati dei disservizi, si sta lavorando anche per mettere a punto questi problemi? Ovviamente, perché gli unici disservizi sono stati per la cenere, perché è ovviamente un rifiuto particolare, bisognava conferirlo in determinate discariche autorizzate, quindi spesso le isole ecologiche anche loro si sono trovate di fronte ad un quantitativo enorme, e consideriamo che in questo momento ci sono solo 2 isole ecologiche. Se ci fossero state 6 isole ecologiche, questo problema probabilmente non sarebbe accaduto. Le faccio subito una domanda che arriva da un telespettatore. Dovendo smaltire dei mobili, chiamo l'isola ecologica Egema, una appunto delle ditte incaricate, per prenderli o portarli, e mi è stato detto che devo portare un pezzo per volta. Io pago qualcuno per fare questo lavoro e devo farlo 150 volte. Adesso capisco chi lascia tutto in giro. Non mi risulta, però che verifico. Si debba portare una cosa per volta. Non mi risulta. Ecco, allora, verifico. Ovviamente non so come risponderle, però verificherò e facciamo che il telespettatore si rivolge a Gema o all'isola ecologica magari tra qualche giorno. Perfetto, perfetto. È giusto che insomma si segnino queste cose. Noi ovviamente giriamo all'assessore tutte queste esigenze. Questo va bene, insomma, continua ad arrivare purtroppo ancora messaggi sulla cenere. Cambiamo argomento, vi prego, perché a me interessa molto sapere non solo di queste isole ecologiche che diventano
un punto di riferimento anche per non accatastare sotto casa, no? Perché per esempio c'è il tema della plastica, Assessore. Quel giorno di conferimento della plastica diventa per tanti, quasi tutti i cittadini, ne parlavo un po' in giro, penso anche lei saprà, vuol dire depositare sacconi di plastica, cioè stiamo parlando di volumi molto importanti, perché c'è tutto di plastica, le bottiglie dei detersivi, dell'acqua, barattoli, barattolini, continua ad essere forse diciamo, l'elemento più conferito e con maggiore volume. Sì, intanto si potrebbero schiacciare le bottiglie, sì. Il sindaco lo ha dimostrato. Anche schiacciandole, assicuro, si fa tanto volume. Si fa tanto volume, ma certamente è inferiore. Ecco il consiglio per chi ha grandi quantitativi di andare all'isola, di conferire all'isola ecologica, ovviamente se possibile, però io dico che complessivamente che noi tutti dobbiamo cambiare passo, l'amministrazione, gli operatori, tutti e anche i cittadini, ovviamente. Bisogna rendersi conto che magari un piccolo sacrificio possa portare bene alla collettività. Quindi io sono il primo a fare autocritica, nonostante sia assessore da pochi giorni, per dire che bisogna cambiare appunto la strategia, essere più incisivi, non è un discorso di repressione. Io sento sempre il problema, prendiamo le multe, si prenderanno le multe, si dovranno prendere, però la partita non si gioca con la repressione, si gioca con la cultura che per il bene comune, fare ognuno il proprio dovere, noi per primi come amministrazione. Allora, questa cosa della Tari che diminuisce portando i materiali alle isole ecologiche stuzzica il palato di molti telespettatori, che però alcuni di questi mi scrivono non sono del comune di Catania, non possono portarla ovviamente, no. Quindi la risposta è no, non possono usufruire, chiedono dello sconto. Non possono, solamente il comune di Catania, trasferitevi ovviamente. Tutti a Catania. Perché deve essere un censito Tari, ovviamente. Allora, quindi si lavora sulle isole ecologiche, si lavora per cercare di aumentare la quota della differenziata già arrivata a che percentuale a Catania? Guardi, io ho iniziato da assessore, siamo intorno al 33% sulla città, che è una quota bassa, ma che comunque per l'appalto previsto per il bando di gara prevedeva il raggiungimento quantomeno del 35% circa al 31/12/2024, quindi speriamo di raggiungerlo, ma l'obiettivo importante è quello del 2025. Ecco perché abbiamo iniziato una serie di attività strutturali importanti per poter incidere fortemente a partire da questo fine anno e l'anno a venire. Le posso dire una cosa, so che che lei punta tantissimo su una campagna di sensibilizzazione partendo dai più piccoli. Mi è capitato personalmente di sentire bambini spiegare agli adulti come fare la raccolta, perché i bambini sono spugne, quindi se a loro si insegna un metodo, loro si accorgono subito se non va qualcosa, quindi nelle scuole bisognerà lavorare davvero tanto. Assolutamente, noi partiamo con la campagna di sensibilizzazione all'interno delle scuole durante le ore curriculari, e partirà a settembre il progetto, quindi con delle lezioni che verranno tenute appunto da alcuni docenti, tutto in carico non economicamente all'amministrazione ma a chi ha vinto le gare di appalto, e quindi noi puntiamo sui ragazzini, sui ragazzi, sui giovani, perché i giovani appunto, come lei diceva, recepiscono questo messaggio e speriamo non lo portino a casa. Allora, c'è un cartello grande che dice chiudi, prima di questo però le chiedo una domanda molto giusta secondo me per la città, i cestini in città. Soprattutto al centro, via D'Annunzio, viale Vittorio Veneto, Corso delle Province, ecco, mancano questi cestini anche per la raccolta degli escrementi dei cani. Allora, su questo tema magari lo affronteremo in un altro focus, perché abbiamo anche altri argomenti che non abbiamo toccato e che mi piaceva invece discutere. Sicuramente noi dobbiamo migliorare sui cestini, soprattutto sulla pulizia dei cestini immediata, e sullo spazzamento e il lavaggio stradale. Io penso che una città più pulita, una città con più verde
inviti a tenerla pulita. Qual era la cosa che voleva dire che non abbiamo detto? Ma sono tante, io pensavo, oltre alle scuole, io puntavo appunto sui condomini, sugli esercenti, perché sono queste due grandi categorie. Noi abbiamo 4.000 condomini in città e tantissimi esercenti, e dobbiamo partire da loro, perché la raccolta differenziata fatta bene lì inciderebbe tantissimo nelle percentuali che poi ci porterebbero invece a risultati a favore del contribuente. Allora, ci diamo un appuntamento a settembre? Con grande piacere, grazie sempre a voi. Noi accettiamo tutte le critiche e anche gli appunti, purché siano critiche costruttive. Noi siamo pure cittadini di questa città e quindi speriamo di fare bene per la città. Grazie Assessore Pesce, naturalmente buon lavoro, grazie a voi per averci seguito. Il Focus torna per l'ultima puntata di questa stagione domani. A tutti buon pomeriggio.